Buonasera a tutti ragazzi. Secondo alcuni scienziati e persone, diciamo, del Cile, il Cile si sta preparando per uno tsunami imminente e che sarà molto devastante. Gli esperti hanno avvertito che in qualsiasi momento potrebbe esserci un terremoto con uno tsunami a Valparaíso e Vina del Mar, come è successo nel 1730, quando davvero devastò tutto il paese. E quindi loro stanno cercando di mettere, diciamo, al sicuro la città, anzi le due città, anche se sarà molto difficile. Quindi stanno cercando di preparare la popolazione, stanno cercando di fare edifici e costruzioni solide. Diciamo che si stanno preparando per questo, secondo loro, imminente tsunami che avrà un effetto devastante come lo fece nel 1730. Quindi, secondo il ricercatore Mathieu González, esiste la possibilità che dopo un terremoto e uno tsunami successivo vi siano infrastrutture danneggiate come ponti caduti, strade rotte che bloccano le vie di evacuazione. Quindi stanno cercando al meglio di vedere come evacuare queste persone. Quindi stanno già mettendo in opera questo tipo di schema, in effetti edifici che devono avere determinate caratteristiche, come ad esempio essere di cemento armato, avere percorsi liberi da elementi che possono crollare, fornire strutture per la circolazione delle persone a mobilità ridotta. Quindi diciamo stanno cercando di contenere in caso di uno tsunami, che lì poi non è un evento raro. Quindi stanno cercando in queste due città, Valparaíso e Vina del Mar, come salvare la popolazione, anche perché qua in Cile, ci ricordiamo, il Valdivia ci fu una scossa di terremoto di magnitudo 9,5 che si stima abbia causato la morte di almeno 2000 persone e 2 milioni di persone colpite. Quindi ragazzi, proprio una cosa, diciamo, spaventosa. Quindi nel 1730 è successo questa cosa mostruosa, diciamo così. Quindi stanno cercando alla meglio di essere preparati, perché sono convintissimi che prima o poi, ciao Lupus, prima o poi avverrà questo grandissimo tsunami, come lo chiamano loro. Quindi nel 1630 scossa di terremoto di 9,5, una cosa mostruosa, Big One, che fece 2000 persone minimo di vittime e 2 milioni di persone colpite. Quindi una cosa quasi mostruosa, ragazzi. Quindi diciamo che il Cile, no, sono facili le scosse di 7, 8, 6, 7 e all'ordine del giorno lì. Quindi una sola volta si è avuto questo qua del 1960 di 9,5, pazzesco. Quindi due volte è accaduto questo, diciamo, un miracolo, come dico io, perché questo è 9,5, 1730 e 1960. No, 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 si stanno preparando in caso di tsunami, capisci? Ho letto un articolo scientifico in inglese che il popolo cileno si sta preparando in caso di un forte terremoto che colpisse il mare, e in caso di tsunami loro vogliono cercare di limitare i danni. Quindi già si stanno preparando in caso arrivasse questo tsunami. Quindi vogliono fare edifici alti, che così la gente, siccome lì è tutto piano, può salire nei palazzi. I palazzi devono essere tutti fatti di cemento armato, devono avere percorsi liberi da elementi che possono crollare. Quindi stanno cercando di attuare questo tipo di evacuazione e rinforzo, diciamo, delle difese costiere. In effetti vogliono anche fare tipo una barriera, tipo una scogliera davanti alle coste,
in modo che quando arriva lo tsunami colpisca per prima queste scogli, che così diciamo l'impatto sulla terraferma sarebbe minore. Questo è quello che vogliono fare loro, quindi limitare i danni in caso di tsunami. Quindi stanno preparando, perché lì purtroppo è all'ordine del giorno, quindi stanno studiando come prepararsi a diciamo uno tsunami. Quindi questo è quello che vogliono fare, come i giapponesi che oramai costruiscono tutto antisismico e anche normale, perché oramai Giappone, Cile, oramai è inutile costruire il normale, ma ci vogliono edifici che sono antisismici, che possono mantenere una certa, diciamo, sollecitudine di forza. Quindi pure io su internet ho visto che costruiscono dei palazzi che resistono pure a scosse di 8, 8 e mezzo, quindi ci sono, costano, per l'amor di Dio, non è facile fare queste costruzioni, costano secondo me una barca di soldi, però mantengono anche scosse di 8, 8,5, quindi deve avvenire davvero la fine del mondo per crollare l'edificio. Cioè loro vogliono fare anche questa cosa che non vogliono fare, come si dice, edifici alti, quindi massimo 3-4 piani, tutti antisismici, così che non può fare, diciamo, non può ballare in effetti. Quindi già un edificio di 20 piani, ragazzi, se fa un terremoto oscilla di brutto, mentre se ti limiti a fare palazzi di 4 massimo 5 piani, l'oscillazione è meno e meno, quindi se poi la costruzione è fatta bene, quindi il palazzo mantiene la casa. Quindi è questo che vogliono cercare di fare. Il Giappone purtroppo, no purtroppo, fortunatamente hanno questo tipo di case, quindi anche una scossa di 5-6 lì non è nulla, non fai nulla a loro. A meno che non arrivi uno tsunami, questa è un'altra cosa, però le case come sono costruite in Giappone, ragazzi, un mio amico ci vive a Tokyo e dice che quando fanno i terremoti di 5 gradi la casa non si sente quasi nulla, quindi lui vive in un edificio antisismico e dice che a volte non si è nemmeno accorto, l'ha letto sul giornale, figuratevi. Ho un amico che tanti anni fa è partito per il Giappone, fa il cuoco, è diventato molto popolare a Tokyo e mi disse che lì le case sono tutte costruite non tanto alte, quindi basse, poi ci sono naturalmente quelle là di 30-40 piani, sì, però tutti quanti ora stanno costruendo, diciamo, edifici bassi, tipo villette a schiera, queste cose così, tipo alla americana, proprio per evitare questa cosa di è inutile stare in un edificio di 40-50 piani che poi un terremoto lì, che sono facili che avvengono, te lo butta giù. Quindi con tutta la buona volontà e buon materiale, l'altezza comunque è troppo. Se fai un palazzo di 40 metri, 40 piani, immagina come oscilla con un terremoto di 6, 6 e mezzo già. Mentre una casa antisismica a pian terreno, ragazzi, mantiene pure tranquillamente 8, 8 e mezzo con materiale fatto come si deve, Quindi parliamo sempre di case antisismiche. Io ripeto, ho visto su YouTube delle case antisismiche che fanno tipo fanno vedere come che stanno su un piano e simulano, diciamo, una scossa di 8, 8 e mezzo e la casa non si proprio muove, cioè con tutti i mobili dentro, una simulazione fatta bene, non si muove, non si frantuma nulla, ragazzi. Quindi purtroppo credo che è materiale costoso, secondo me, perché non stava scritto quando costava, stava solo che ci sono questi materiali che, diciamo, camminano insieme al sisma, cioè si piegano ma poi ritornano al loro posto e non si spezzano, quindi un materiale buono deve essere. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e come sempre ci sentiamo alla prossima notizia strana, oppure spero di non fare sempre terremoti, spero che dico che domani piove,
perché purtroppo qua anche stasera ragazzi non tira un po' di vento, qualcuno ha detto ho fatto tanta acqua sopra, ma qua ragazzi ripeto fa caldo, non se ne può davvero più, non si muove una foglia, a parte il mio ventilatore che penso che sentirete, si sente nel video credo, quindi ragazzi non ci sta afoso al massimo perché si suda, io c'è il ventilatore, si suda da fermo, quindi non è, io sto parlando, non è che sto camminando. Purtroppo hanno detto che dal giovedì, venerdì, pure qui arriverà il maltempo. Giuro faccio la diretta tutti i giorni, se piove tutti i giorni. Lo metto fuori il balcone il cellulare diretto. Non lo tolgo, faccio la diretta 20, tipo grande fratello. Così dico, ah, lascia va, madonna. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti. E o ci sentiamo dopo, oppure ragazzi ci aggiorniamo a domani. Ciao Lucas. Ciao ragazzi, ciao a tutti.